ma vita right. Dove ma finisce questa storia senza gloria, porca troia per te. Ah, penso più. C'è sempre ste. Io da una vita che è strada pulita non so più garantita, ma ci sta succedendo ma non chiaro. C'è situazione. Ah, penso più. Tutto ma viule in magnazione sti capoccione che non si serve proprio uno show. Tutte le organizzate. Ah, penso più. I strisce più, i film più, i megano più, uccidono più, mi piace tu. Ah, penso più. E partiti a vista, Ah, penso più. io indigesta, Ah, penso più. fino a Budapest. Ah, penso più. Franco Di Mico, Giuseppe De Barra, Federizi, Enzo De Lendurus. Ah, penso più. Sempre più per vedere come come una sorginca, sempre questi problemi ci passiamo da una mano all'altra mano, siamo più piani. Ah, penso più. Londra, Ah, penso più. c'è Cambalfera Moscherino 48, Giuseppe De Nittis, Petruccio Mendia, i 5 sorelle, gira morendo, che fortuna che non stiamo valendo. Che tutti stiamo uniti, io proprio nasce che fez. Ne potimo stecchi in mano maniamo agli occhi, ma mo. Già pezzi più. Viene venuta popolare. Siamo satari. Ora gli ma scomodere c'è qualche cosa voleva giuste. Non ci ristalte da fare. Ah, penso più. Cioè ma come se non piccanga se. Man. Si ma prende tutti i cosi. Senza Spain. Mulini Ross. Barbetti Adest. Ne volevo fare questo. A sti due onesti. La ma venutest. E poi ci vuole l'arresto. Una lezione a chi si vuole che fanno esempi che si vuole e vediamo ci si spaventa cainda l'onesteria esprima che ci sentono ascoltama io volato e che sta storia va a finire la mano ma tutta Già pezzi più. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Una buona giornata da Mariano. e Lello! Una buona giornata, un buon sabato a tutti quanti voi! Ah, penso più. Siamo nella zona 167 barlettate e indigesti. non si modest direzione sud-est provi da forest Che cielo, Mariano? Vedi Mariano che cielo! ci stanno a Manarway. Questa è la zona nuova di Barletta, caro Mariano, lo sai? Vedi quanti palazzi? Qui c'è anche il Parco dell'Umanità che è bellissimo, però vuole essere custodito. Che vedete, è un'altra città, questa è un'altra città. Pensate che qua era tutta campagna. Buongiorno a tutti quanti voi che state già scrivendo, Michele di Bari, Michele di Pietro, Palmitessa, buongiorno, buongiorno. Buongiorno Sabino, da Desio, Milano. Barletta Est.
Sì, questa è la zona nuova, diciamo che qua, non so se vi ricordate, c'erano gli zingari, i nomadi, Sì. proprio qua. E infatti ha preso via un'altra bellissima zona, e questa è l'entrata dello Parco dell'Umanità. Speriamo che la custodiscano bene. E i beni culturali, i beni di Barletta, li dobbiamo anche coltivare e curarli. Buongiorno Salvatore. Salvatore saluta Vicky. E io saluto a Leila. E piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Io sono un italiano Buongiorno Italia che non si spaventa, e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e ramo viola la È domenica. cambiata la nostra Barletta, Michele hai Buongiorno Italia ragione. col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio. Sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una Saluta Lelo Leila. piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero. Ciao, grazie da Roma, buongiorno. Buongiorno Italia, buongiorno Mariano, Maria, saluta, Mariano dice. pieni di Il signore dice Mariano saluta. ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. È un po' vergognoso Mariano, Una canzone è un po' timido. piano. Lasciatemi cantare perché Perché sono fiero, sono barlettano vero. un italiano E allora, buona giornata a tutti quanti voi, buon dì. A mezzanotte sai a che mezzanotte sai io ti prenderò, ovunque tu sarai, sei mia. e stringerò il cuscino fra le braccia. E oggi un giro nuovo, un giro particolare. Abbiamo un po' di tempo, siamo andati nella zona 167 per accontentare il signor Porreca. Così tu non sarai lontano quando Ciao Adriano, buongiorno. Non Vorrei che tu a mezzanotte 3 stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già spinto nella mia mano, dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come È adesso. iniziato il weekend senza calcio, questo weekend è la Serie A, Serie B è a riposo, in relax. Hanno ragione, hanno giocato a Natale, Capodanno, Befana ed è bello anche staccare un po' la spina per questo calcio. Gaetano, buongiorno a tutti voi, buongiorno Barletta, come dice la signora Marisa, buongiorno. Che dici Mariano, che dici? Di qualcosa, fatti sentire dai
dei nostri web ascoltatori. Chiamaste buona, Mariano? Sì. Quella è la cosa che ci interessa. Antonio, buongiorno, Vaccariello. A mezzanotte stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto alla mia mano, dove prima tu brillavi è diventata un pugno chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando ecco la nostra stazione di Barletta. Buongiorno professor Mari. Voglio salutare il nostro Franco Di Miccoli che ci fa il secondo bidone in 2 giorni. Buongiorno Franco. La notte come dici tu, leoni, e la mattina. Comunque, mo, a parte tutto, ragazzi, ora voglio dire una cosa che è veramente interessante, è un problema serio che da martedì ci sarà a Barletta per quanto riguarda e concerne i DEOS. I DEOS sarebbero i locali che hanno le strutture tipo Mattone, tipo il Bar Castello, le Musa, quelli che Barlara, quelli che hanno i gazebo fuori ai locali, che verranno tolti e sarà a me non è che mi interessa il fatto che verranno tolti, il fatto che 66 famiglie non avranno lo stipendio per gli altri mesi perché saranno licenziati, perché togliendo queste strutture il lavoro viene a mancare. Cioè, ma tu invece di progredire, di dare lavoro alla gente, tu ce l'uomo. Cioè, ragazzi, voi che avete alzato la mano per questa legge, vi dovreste un po' vergognare, e vorremmo sapere chi ha alzato la mano, perché è vero che la proposta l'assessore Gammarrota e altri, non so chi, perché l'assessore è a quel ramo che sta, non ricordo come si chiama questo ramo della cultura, però il problema è quello che ora 66 famiglie staranno senza mangiare perché avete tolto il lavoro, ed è un peccato, veramente un peccato. Andiamo a vedere il mitico, salutiamo il mitico Eraclio e ce ne andiamo a lavorare, dai. Ecco qua. Che bello Eraclio. Io lo venero sempre, caro Mariano. È come papà, è come il mio papà. E nessuno ce l'ha valore. E nessuno ce l'ha valore. Lo voleva a Bari. Sì, lo so. Dove sta al porto la rotonda. E dicevo che purtroppo per colpa di queste cose verranno tolte 66 persone il lavoro, ed è una brutta cosa, Ciao professore, grazie professore. Adesso di la verità ti manca Barletta, Grande professor Mari, grande professore. Conosci il professor Mari? No. È un grande. Ci siamo, Mariano, andiamo. E vedrete, ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle, credetemi, per quanto riguarda martedì, perché lunedì già mi hanno detto che ci sarà una protesta, ma la protesta fino a che punto? Boh, non possono fare niente, ormai è stata alzata la mano. Poi mi hanno detto che ci sarà. Buongiorno Franco Mele, buongiorno. Dai Franco, che verrai subito a Barletta, dai, non te la prendere. La vita. E
allora dai, vi salutiamo, vi auguriamo un buon sabato, un buon weekend, divertitevi, stasera ci a fare una pizza con la vostra moglie e i vostri bambini, divertitevi, spendete i soldi, spendete quando io ci stiamo, domani non ci stiamo più, godetevi la vita. Da Barletta Vesta, Lello Russo e Mariano vi salutiamo, vi auguriamo buona giornata. Ciao!